Alberto Barbera, allora Roberto Benigni potrebbe venire la prima serata. Questa è l'idea, mancano ancora 2 mesi e quindi c'è tempo per confermare il tutto, ma l'idea è di aprire con Roberto. Il direttore della 78esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, Alberto Barbera, ci regala questa preziosa anticipazione. Il Leone d'Oro, la carriera della Biennale a Roberto Benigni, sarà consegnato mercoledì 1 settembre al Lido durante la cerimonia di apertura del festival. Benigni salirà sul palco della Sala Grande insieme alla madrina Serena Rossi a rappresentare nel segno dell'eccellenza più alta la ripartenza dell'Italia dopo la pandemia. Per quanto riguarda il lavoro di selezione dei film, invece, siamo alle battute finali. I lavori stanno andando benissimo, siamo in chiusura di programma, io spero la settimana prossima di riuscire a mettere la parola fine su questo lungo processo di selezione e poi ci saranno alcuni aggiustamenti da fare, qualche piccolo dettaglio da sistemare, però ormai siamo veramente prossimi alla conclusione. Sicuramente un programma di grandissima qualità, lasciatemi dire forse superiore agli anni passati. In laguna torneranno in massa le star americane, anche se il virus preoccupa ed è vietato per tutti abbassare la guardia. Possiamo solo sperare di avere meno limitazioni del consueto, anche perché sappiamo che verrà molta più gente, avremo molti più ospiti, molti più accreditati, molti più professionisti e più pubblico dell'anno passato, quindi l'augurio è di poter avere anche una capacità delle sale adeguata al numero di spettatori. Le produzioni americane già cercano biglietti per la serata inaugurale, vero? Sì, è vero, gli americani tornano alla grande alla mostra del cinema, naturalmente la prima cosa che cercano di fare come al solito è accaparrarsi quanti più biglietti possibili.